Il femminicidio di Vanessa Ballana, Riese Pio X, fa ripiombare il Veneto nell'orrore ad un mese esatto dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Solo nel 2003 in Veneto sono state 8 le donne uccise e in queste ultime settimane le telefonate ai centri antiviolenza sono in crescita costante. Al Centro Veneto Progetti Donna, che segue la provincia di Padova, le chiamate giornaliere sono triplicate, in media sono 15 ogni giorno. Il trend non si sta abbassando e in una settimana abbiamo dovuto far fronte a 44 nuove richieste di aiuto, e segno che sicuramente tante donne stanno prendendo consapevolezza e stanno prendendo anche fiducia nel chiedere aiuto ai centri antiviolenza, ma segno anche che c'è bisogno che lo Stato faccia qualcosa di più, perché ancora siamo molto indietro nel proteggere le donne veramente da questo fenomeno. Al di là della denuncia, poi ci deve essere la risposta concreta delle istituzioni e la non sottovalutazione del rischio per tutti i cosiddetti reati spia. Non basta la denuncia per porre in sicurezza la donna, bisogna che quando la donna si rivolge alle istituzioni per chiedere sostegno, essere protetta, ci sia una corretta formazione da parte di queste persone che valutino il rischio che quella donna sta correndo quando appunto porta la sua situazione a queste istituzioni. Il codice rosso prevede misure cautelari per tutte le fattispecie di reato. Per il reato di stalking sono previste diverse misure cautelari che possono essere attivate appunto dall'autorità giudiziaria e quindi anche tutelare le donne che in qualche modo sono vittime di questo reato. Ecco, già a ottobre, parliamo dell'ultimo caso, quello di Vanessa Ballana, già a ottobre la donna aveva denunciato la preoccupazione per gli atteggiamenti di questo uomo che minacciava di diffondere anche video intimi della loro relazione che si era conclusa. Sì, la minaccia di diffondere materiale intimo non consensualmente è un reato tra l'altro introdotto dal Codice Rosso, quindi è una nuova fattispecie di reato.